Giuseppe Todaro è il nuovo coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia per Porto Empedocle, una nomina che ha segnato un'importante svolta per il partito. Giuseppe Todaro è stato scelto come nuovo coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia a Porto Empedocle, l'incarico è arrivato in un momento cruciale per la politica locale, con il partito che intende consolidare la propria presenza sul territorio e continuare a lavorare per il bene della comunità. Todaro, una figura molto conosciuta e stimata in città, ha accolto con entusiasmo la sua nuova responsabilità, sottolineando l'importanza di un impegno diretto per la crescita e il miglioramento della sua Porto Empedocle. La sua nomina testimonia la volontà di Fratelli d'Italia di radicarsi sempre di più nella realtà locale e di ascoltare le esigenze degli empedoclini. La nomina è stata ufficializzata domenica scorsa in una cerimonia che ha visto la partecipazione di numerosi esponenti politici locali e regionali che hanno accolto con favore questa nuova grida. Tra gli intervenuti Salvatore Scimè, commissario cittadino dell'MPA, che ha sottolineato l'importanza di unire le forze per lavorare insieme per il bene della comunità. Anche Salvatore Prestia ha manifestato il suo sostegno, evidenziando il valore del nuovo coordinatore cittadino. Adriano Barba, presidente provinciale di Fratelli d'Italia, ha parlato della necessità di dare un forte impulso alla politica empedoclina, mentre Alfonso Scimè, presidente del Consiglio Comunale di Porto Empedocle, ha espresso soddisfazioni per l'elezione di Todaro, augurandogli un mandato ricco di successi. Todaro, nell'accettare la sua nomina, ha affermato: «Porto Empedocle merita un'attenzione e un futuro migliore. La mia priorità sarà quella di essere vicino alla gente, di portare avanti i valori di Fratelli d'Italia con il cuore e la mente rivolti al benessere della comunità». Todaro ha già in mente diverse iniziative da intraprendere, partendo da un forte coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni della politica e nella progettualità futura. Con il suo spirito di servizio e la sua esperienza, il nuovo coordinatore empedoclino si prepara ad affrontare un periodo che promette di essere ricco di impegno, di sfide, con l'obiettivo di far crescere ulteriormente Porto Empedocle in tutti i suoi settori.